Eccoci qua, siamo di nuovo qua. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, ascoltativi che ci ascoltano. Ascoltatori, ascoltatrici. Basta anche ascoltatori. Ci sono pure gli ascoltativi. Ma chi sono gli ascoltativi? Quelli che ascoltano in una maniera particolare, sono gli ascoltativi per mestiere. Come ascoltano? E hanno la laurea. Allora, e che ci hanno seguito in tanti, qua parliamo, l'ultima nostra apparizione in televisione ha segnato un ascolto medio di 2.430.000, non esagerare. 2.400.000, 2.300.000, 1 milione di persone hanno seguito. Non dare i numeri, rimani così generico. Vabbè, comunque tanti e di questo ne siamo felici. Tanti è vero, tanti è vero. Mi tocca solo salutare la mia camera, ciao. Ma non c'è bisogno, mamma mia, cominciamo. La camera di Desiree, ciao bella. Ciao bella, perché è femmina quella, perché è mia? La piccirilla. La piccirilla. Amica! E salutiamo la camera dell'artrosi cervicale. Non so che dire, ma ragazzi. ultimo. Non lo so. Ma non ultimo. Lo zio Gianni, benvenuto zio Gianni. Ma lui è sempre qua, rimane sempre qua, notte e giorno. Un amore. Ma oggi lo vedo un po' sciupato. C'è qualcosa che non va, però sai, capito? Vedi, tu sei una che ride sempre, vero? Sì, devo dire di sì. Qualunque cosa tu ridi. Rido, mi piace. Cosa. Cioè, qualunque battutina tu ridi, vedi, e ride. Sì, sai come dicevano i latini? Sai come dicevano? No, come dicevano i latini? Risus abundat in ore stultorum. Vabbè, ma quello non c'entra, quello era riferito proprio al riso, cioè, non esagerare, che poi... Al riso in quanto alimento? Al riso, certo, il riso abbonda, il riso, cioè, bisogna darsi sempre un contegno. Giusto. In questo caso potremmo chiamare questa puntata come? Risus abundat in pentola. Ah, e qua ti volevo io, qua ti volevo. Ma per favore. Comunque, allora, oggi facciamo tutta una ricetta dove c'è il riso. Il riso, bene, vedi va che bene, c'è mi del piace. maiale che abbiamo già marinato. Vabbè, il maiale col riso che c'entra? Te lo dico perché verrà accompagnato dal riso. Ah, accompagnato. Non sarà solo, sarà un maiale accompagnato. Poi, questo riso che tu vedi qui, così appiccicosamente appiccicoso, è un riso che è cotto nel latte. Ah, ok. E di quello faremo una bella frittata di riso. Cioè, abbiamo questo riso che è rimasto, gli mettiamo un po' di latte, lo cremifichiamo e poi ti faccio vedere come ne facciamo una bella frittata. No, non si butta niente, è venuto spontaneo. Basta. No, vabbè, allora, iniziamo, sai che cosa? Prendiamo la carne. Ci arrivi tu a prendere la prendo io, tranquillo. Però non è che tu dici prendiamo la carne così, mi devi spiegare che carne è, come l'hai fatta, come l'hai messa, come non l'hai messa. Prendi la carne, adesso lui prendi la carne. Allora, qui cos'è? Tutto questo intingolo che cos'è, per esempio? Qui noi abbiamo marinato la carne con... Prima abbiamo messo delle spezie, cioè non ve lo faccio vedere perché non avrebbe senso, lo sappiamo fare. Spiegacelo. Abbiamo messo delle spezie, questa carne, questo tocco di maiale che è coscia alla cotenna, infatti se io alzo vedete la Ma questa cotenna. È attaccata con la... o l'hai messa a parte? No, è il maiale. È il maiale così? Quando nasce, che fa? Dice, ma devo stare con la cotenna, mamma me la appiccichi un po'. Normale, è normale. Quindi tu cosa dici? Voglio un pezzo di maiale con la cotenna? Con la cotenna, sì. Così. Un pezzo di spalla con la cotenna. Di spalla con la cotenna. L'abbiamo legata. E fino a qua ci siamo. Un pezzo di spalla con la cotenna. Poi abbiamo fatto una marinatura di spezie, salvia, origano, rosmarino. Quello che avete. Sale, pepe. E l'abbiamo massaggiata come se fossimo dei fisioterapisti. Come se fossimo alla spa, centro estetico. Drenante. Cos'è? No, ma... Non si può la cotenna drenante è bella, la cotenna che drena. La cotenna non drena. Vabbè, l'hai detto drenante. Può fare al massimo. Hai detto drenante. La pressoterapia. Non te la puoi mangiare questa. La cotenna, perché dai massaggi neanche Lourdes. Vabbè, allora. Un liquido che io lo faccio così, niente, signore, è pazzesco. Scusate, ma ubi maior minor cessat. Va bene, allora. E per cui dopo che avete fatto fare la pressoterapia alla cotenna di maiale, funziona quella la pressoterapia. Certo, i maiali ne sono felici con la pressoterapia, specialmente dopo che sono stati macellati, sono ancora più felici della pressoterapia. Certo. Il liquido che voi vedete qui è
acqua, vino di pari Vino rosso, quantità, vino rosso, perché è rosso. per cui io faccio mezzo litro d'acqua, mezzo litro di vino per esempio, perché non è che dobbiamo fare un brasato al vino per cui ci va 100% No. vino, dobbiamo fare una marinatura. Mettiamo un cucchiaio di concentrate of tomato, Ah, pure, concentrato di pomodoro, vedi? della cipolla, del sedano, e va bene così, e lo lasciamo riposare. Più lo potete lasciare meglio, E meglio è. anche una notte. Tanto è meglio. lui drena, lasciatelo. Brava. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo questo e andiamo a prendere la carta spagnola. Stagnola. Spagnola. Spagnola. Perché c'è la stagna, c'è. Spagnola si Evviva le stagna! No, evviva le Spagne, per cui prendiamo la carta spagnola, Vabbè, quella che è. quella che la mettiamo così. A cosa ci serve questo facimento che stiamo facendo? A far sì che... A drenare i vapori. No, una volta che ha fatto la pressoterapia, ora gli facciamo fare la sauna, perché sta andando in Ci spa, proviamo, vabbè. ragazzi. Vabbè, andiamo a infornare questo qua. Ci proviamo. Allora. E lo inforniamo in this way. Quindi, lo inforni così, Sì, scusa? esatto. Tutto con la carta stagnola? Certo, deve stare così, con la carta stagnola. E questo qui parliamo di una cottura Quello è già di almeno marinato. 3 ore. 3 ore Marinato così, con la tutta carta notte, stagnola. E 3 ore lo andiamo a fare così, perché ha doppia cottura. Poi alla fine leveremo la carta stagnola, lo rimettiamo in forno, stavolta sparato, perché in questo caso ci sono 150 gradi circa. Poi lo mettiamo sparato e gli facciamo fare il fine cottura, la crosta, e poi vediamo Meraviglioso. cosa andremo a fare Piano del liquido piano, che ci step rimane. to step. Intanto 3 ore nel forno, Bravo. così. Step to Piano step, piano. bellissimo. Prima questa. Andiamo a preparare il contorno di funghi Ah, che avevamo detto. bene. Mi dai dell'aio? Sì, Tanto eccolo. oggi fa fino mettere l'aglio. Possiamo Oggi mettere. Fa fino, sì. Oggi possiamo mettere. Ecco qua. Ok. E andiamo a mettere l'aglio qui. Mi dai dell'olio? Eccolo. L'olio, una quantità per andare a trifolare, però stavolta trifoleremo solo con dell'aglio, ma non trifoleremo con il prezzemolo. Ma questi sono funghi crudi? Sì, sì. Sono funghi allevati in casa questi. Sono quelli della vaschetta, no? Sì, sono champignon In tagliati. vaschetta. Ma no, li ho tagliati io però. capito? Sì, vabbè, l'ho tagliati. Non c'erano tagliati? La vaschetta non c'era? Che c'è? Zio Gianni che dici? Adesso sto. Ma Zio Gianni mangiava, com'era? Era un buon Sì, gustaio? a me Giorgiani non mangiava perché dici il passato. No, mangia. perché mangia. là dove si trova mangia lo È una stesso. buona forchetta, Sì, Zio Gianni, ottimo. e anche una buona dialettica. Parlava meravigliosamente bene. Me l'hai detto, me l'hai raccontato. Era fantastico. Come Un po' a sei? singhiozzo. Stai bene? Sì, non c'è male. I bambini a casa stanno tutti bene. Tutte cose. Allora, Andiamo. quindi trifoliamo questi funghi, aglio, Stiamo olio trifolando i funghi e trifoliamo. e li lasciamo cucinare così, guarda. Nel frattempo facciamo un attimo di pausa perché dobbiamo aspettare queste 3 ore che si cucina il Perché maiale. facciamo 3 ore qua? No, ce ne andiamo. E torniamo? E torniamo. Vabbè, Stiamo andiamo. venendo. Le 3 ore sono passate, prendo la dai, carne in prendiamola. forno. Ma com'è che la carne è qua? E che ne Io l'ho so? messa là. Non lo so che Dai, l'hai cucinai. spostata tu. No, non l'ho spostata. Io è 3 ore che sono qua No, l'hai ferma, spostata. senza fare niente. Non l'ho toccata. Che c'è? Che c'è? Con zio Gianni sta. È stato lo zio Gianni. Si diverte. Ah, zio Gianni, non c'è stato, siccome lui è un fantasma, capito? Un fantasma. Fantasma perché è maschio lo zio Gianni. Mamma mia, niente. Quindi diventa così dopo Ragazzi, 3 ore. guardate qua. Guardate così. Lo sai perché è diventata così Perché lucida? è diventata perché così? abbiamo dato una passatina di miele sopra. E poi che fai? Metti il miele e lo rimetti in forno? Si rimette in forno ed è diventata così. Il liquido che manca da qui Sì. è lì. Perché L'hai l'ho tolto? versato, sì, l'ho tolto, l'ho versato. Ora facciamo una cosa. Con quel liquido, sai cosa facciamo? Che facciamo? Ti ricordi quando si parlava di Cosa? non be? Non bere? Non be? La non be? Ah, la non besciamella. Bravo, dammi un cucchiaio. La non bechamel. Che c'entra la non E besciamella? te lo dico io che c'entra. Prendiamo
una nocella di burro, così. Bussano. Possiamo fare i funghi al maiale? Sì. No, mi rifiuto. Dico dopo Mi rifiuto. la pressoterapia proviamo un trattamento di urto. Mi rifiuto, basta. Allora. I funghi al maiale. Il maiale i funghi se li fa da solo, capito? Cerchiamo di aiutare. Non è che se li fa quello, se li fa da solo. A dimagrire, poverino il maiale. Va bene, allora, quindi stiamo facendo una besciamella non besciamella. Non besciamella, nel senso che non ci sarà latte, ma ok. ci sarà il liquido di cottura. Per cui andiamo ad aggiungere la farina nel burro che abbiamo già fuso. Così. Chiarificato quello? No, quello no. Ora si intende del burro chiarificato. Non la tengo più, ragazzi. Stiamo facendo il raw. Il raw. Stiamo facendo il raw. E andiamo a versare, se prendo un mestolino, forse c'è un quindi mestolino. Quindi fai la besciamella, no, ho capito, invece del latte metti quello. Sì, mi aiuti, versi qua un poco, versi un poco, dai, versa, va bene, ancora, aspetta, si deve fondere, un minuto se no ci aggruma, vai, ora, ancora un altro poco, vai, non ti fermare, vai. Brava, hai vinto. Perfetto. Allora. Ecco qua. Quindi burro, farina è praticamente quel liquido. Questo liquido adesso del maiale. Io ti chiedo di fare una cosa perché me ne serve ancora un poco. Che vuoi fare? Devi prendere questo? Sì, dai. Per cui facciamo, aspetta. Prendiamo questo di qua. Siccome il maiale dobbiamo andare a poi affettarlo, me lo prendi un piatto grande, un grande, quello ovale, no, quello ovale là, le pirofile, quella di sotto, quella grande. Brava. Quella grande, dai! Quale vuoi? Questa è l'ultima di questo, è terribile, ragazzi, è terribile. È perché non le capisce tutte le cose, per cui io glielo devo spiegare ad adagiare. Allora, quindi... Ritoglile, portale di nuovo al posto. Mettiamo questa così e l'abbiamo usata tutta. Questa è calda e non la toccare che ti bruci. Va quella. bene. Ora, o se no prendi le presine e la levi, mi faresti un grande favore. Brava. E voilà. La nostra crema è pronta. Eccola. E ora facciamo una cosa. Che facciamo? Facciamo il primo impiattamento. Hai finito già? Sì, facciamo il primo impiattamento. Guarda. Mi prendi la pirofila quella piccola? Questa, sempre questa vuoi? Sì, no, quella piccola. Non lo so. Che ci vuole questa? Io non vengo più, te lo sto dicendo. Ma caro signore, ma dici bugie, non è vero. Non è vero, non ci credo. Non ci crederò né ora e non mai. Cucchiaio grande, me lo dai il cucchiaio grande, Non la sopporto più. Questo è un riso che noi abbiamo. Che riso è? È stato un risotto fatto senza niente, solo con del brodo vegetale. E basta. Ho messo un po' di pepe, della cipolla e basta così, vedi? Questo riso che serve solo ed esclusivamente ad accompagnare la carne, esatto, come se fosse una babysitter. Babysitter. Non ne posso più, ragazzi, non ne posso più veramente. Ci tratta la babysitter, vorrei sapere. Andiamo a tagliare il maiale. Ecco qua, guarda. Allora. Guarda che colore. Guarda che colore. Dimmelo, guarda che colore. È bellissima, una cottura, media cottura rosata. No, è la giusta cottura, non media cottura. Guarda che belle fette. E poi facciamo così, se me lo sposti questo mi fai un favore? Faccio tutto su sto mangiando. Eccolo qua, prendiamo questo. E guardate cosa andiamo a fare se la signora smette di mangiare. Vai a mettere la besciamella non besciamella. Aspetta, sì, ma prima
Ah, ce l'hanno i funghi, vero? Andiamo ad adagiare dei I funghi funghetti qua, trifolati. così. 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 E così, basta così. Questo qua. La crema è pronta. Wow. E andiamo così di crema in questo modo. Mamma mia, niente, guarda. Guarda che c'è qua. E con questo siamo primo andati di piatto... crema, lo posiamo? Consigli Adesso, per i consigli. a tra poco. Sì, dopo. Il tempo che facciamo fare la pressoterapia al La presso, però vedi quanto ha drenato. Sì, sì. Siccome abbiamo detto che tu ridi sempre, continuiamo con il riso. Dai, va bene? va Abbiamo bene. detto che la seconda sarà una frittata di riso. Frittata di riso. Non è giusto che è rimasto del riso. Quello che è rimasto, sai che facciamo? Che facciamo? Abbiamo bollito un po' di latte, l'abbiamo mescolato insieme al latte per renderlo cremoso. A Ma questo cos'è? Riso in bianco? Sì, Com'era? ora facciamo una frittata di riso, capito? Prendiamo questa, che ti sembrerà strano, si chiama bastarda. Dai, non le dire queste Te lo cose. giuro. Dai, tagliate questo, ragazzi. Che tagli, si Dai. chiama bastarda. Che dici? Questo riso che è raffreddato, così vedi, tutto un blocco, così. Poi andiamo a fare questo lavoro, guarda. Prendiamo l'albume dell'uovo, così, e lo andiamo a mettere qui, nella planetaria. Tiriamo giù la planetaria e cominciamo A montare, basta. E lei va. E lei va. Mettiamo proprio un pizzichino di sale. Sì. Poco. Sì, 2 pizzichini ho dato e lei va. E lei va. Prendiamo il nostro riso, un uovo. Grazie. Del parmigiano, mi dai un cucchiaio per favore? Certo. A te. Una buona dose di parmigiano che ci dà quel sapore inconfondibile e bello. Poi qui abbiamo del bacon che andiamo a prendere così, così, così. Togliamo questo e ce lo andiamo a tagliare grossolanamente. Grossolanamente, come se fosse lo zest. Esatto, tutto sarà mai. Non c'è niente da fest, tutto da zest. Che devi fare? Lei ai bambini, ai suoi bambini, non dice state zitti, dice state zest, state zest. Allora, al suo figlio gli dice Antonio, stai zest, se no ti do una reazione di Maillard. Giusto? Allora, abbiamo preparato il bianco d'uovo montato a neve, sì, mescola. Ma ragazzi, ha fatto un lavoro che veramente, l'eguale sì, più meglio no. Che hai messo qua dentro? Prima abbiamo bollito il riso anche con un po' con il latte, che era già cotto il riso, però gli abbiamo dato una bollitura insieme al latte che ci aiuta a fare la crema. Poi abbiamo messo l'uovo. Sì. Abbiamo messo il sale, del parmigiano, ok, l'abbiamo messo, e a questo punto guarda che cosa facciamo, guarda a te. Che facciamo? Prendiamo il bianco d'uovo che abbiamo montato a neve, così, ok, così, così, e andiamo a mescolare adagio adagio dall'alto in basso, così, fino ad ottenere un bel composto, così. Sembra un dolce quasi, sai? Quasi, ma non lo è. Vedi, stiamo mescolando fino a incorporare tutta la... Guarda che bel composto, Desiree. Ho visto. Guarda. Bello, bellissimo. Guarda, a questo punto, sai che facciamo? Che facciamo? Lo mandiamo in cottura. Ma come lo mandiamo in cottura? Prendiamo una teglia rotonda, sai quelle per le cassate? Sì, per la pizza queste? No, per le cassate, queste di qua, vedi? Per le cassate. Questa teglia così. A parte mi sono già preparato la carta bravissimo, per la rotondità, bravissimo. Lo sai come si fa? Prendi un foglio di carta rettangolare, poi fai così, poi lo pieghi così e con la forbice gli dai il fai giro. a giro. Prendi la misura, così e voilà. Hai visto? E ce l'hai a giro così. Bene. Però vedi che lei sale, allora si fa così.
prendi la carta da forno, fai così, poi fai così e come per magia lei a questo punto Lei aderirà. tiene a questo Aderirà, punto. guarda. Hai visto che non sale più? Bene, allora. Ecco fatto. Prendiamo il composto che abbiamo compostato e lo andiamo a mettere qua. Non facciamo superare. Fai tipo una torta praticamente. Una frittata, però una frittata anziché fritta in forno, per cui eppure in questo caso è una ricetta ciao. Allora è una fornata? No, è una ricetta ciao. Che Ciao. vuol dire ciao? Salutare. Una ricetta salutare, ciao. Che salutare. Non parlo. Meglio che non parlo. E la andiamo a infornare per circa 30 minuti, Sì? forno a 200 statico. Bene. Così, e la andiamo a mettere E dentro. questa è la nostra seconda ricetta. E questa è la seconda ricetta che aspetta che si prepara. Che si prepara. La prima l'abbiamo fatto lì. Dai, allora, fai la un prima recap. ricetta abbiamo fatto del maiale laccato al miele con la sua stessa crema della marinatura. Una cosa pazzesca. Con sarà. riso semplicemente cotto con il brodo vegetale, Bene, nient'altro, d'accompagnamento. perché deve sentire d'accompagnamento. Lì in questo caso il riso E è dei un funghi contorno. Trifolati. Trifolati. Il maiale Spiega. ha fatto la pressoterapia, la sauna. Cioè, diciamo che il maiale parte male, poverino. No, non è vero, come per infatti sé. io ho telefonato al Però- macellaio, dato che questo è stato in spa, è giusto, ho telefonato al macellaio, c'hai maiale? No, è sparito. Mi ha detto se n'è andato, che è sparito, e che è un po' balbuziente. Ciao zio Gianni. Va bene così. Allora, togliamo un po' di roba e andiamo Dai, all'assaggio. togliamo che e dite? assaggiamo. Togliamo Dai. un po' di roba, su. Vado a prendere la frittata di riso, La frittata di riso, che è già pronta. che non è una frittata comunque, è perché non è frittata, fritta, è una fornata al massimo. È una fornata di riso. No? Scusa. Lo prendi il piatto tondo, bello, prendi il piatto tondo, prendi il piatto tondo. Potrei andare a Sanremo con questa canzone. Mi prendi il piatto tondo. Ti prenderebbero tondo. sicuro. E allora facciamo prima questo, no? Mi brucio così però. Così mi brucio, per cui andiamo a prendere questo, lo mettiamo così e gires in this way e voilà. Poi come facciamo a togliere questa? Bravo, basta. Questo è il sotto e noi dobbiamo girare il sopra. Quindi vuoi un altro piatto, Brava! giusto? Brava! Non è che me lo dice prima, prendi due piatti. No, ma a mi uno a piace uno perché le cose. devo 100 vedere se piatti. ci arrivi. Ma sai che più o meno ti comporti con me come se non mi volessi bene? Non ce la faccio io, non vengo più. Basta. Lo sapete cosa mi dice a telecamere spente? Che ti dico? Totino, sei mio. Ma mio cosa? Il Ma chi ti formaggino, vuole? il formaggino, Mio. il formaggino. Quello che mi dice non avete l'idea. È proprio testimone zio scemo, Gianni ragazzi, che l'altra proprio volta mi ha scemo. detto secondo me tu ci piace a chi sta così mi ha detto. Prendi pure Fammi una forchetta, assaggiare, prendi dai. pure una forchetta. Un piattino, prendiamo un piattino, facciamo le cose per bene, no? Gli assaggi li dobbiamo fare giusti. Dai, sorridi. Ecco qua, dammi. Facciamo come se fosse una torta. Così. Senti il profumo? Guarda. Cioè, veramente. Guarda che Guarda. bellita. Fammi Prego. assaggiare, dai. Calda? Sì, calda? attenta. Se no assaggiamo prima quello. No, quello è un sapore fortissimo, devi assaggiare questo prima. Buonissimo. Morbido, vedi? I bambini si divertirebbero. Ma come si Gliela divertirebbe? mangiano così, gliela devi mangiare così per merenda, ti pare niente. Hai recuperato del riso, hai fatto una cosa carina, visto? Ma come ti è venuta questa? Come mi è venuto? Questa ricetta? Ti piace? È buona. È buona, ha fatto un po' buona. E ora hai finito? Posso impiattare il resto? È buona. Sì, dobbiamo Buonissima. chiudere la puntata, serve che assaggi l'altro Ma piatto. quello dove lo metti? Serve un Ora, altro no, piatto? certo. Vai a prendere. Come? Guarda che a me vanno a prendere, non me lo dice nessuno, va bene?
Fai prendere il piatto, Va dai. bene. Complimenti, dai, Mi buono. porgi per favore Riuscito, che ti serve? una forchetta e un coltello? Una forchetta, Un cucchiaio. un coltello e un cucchiaio. Fai un bel impiattamento. Metti un po' di funghi che mi piacciono e metti la salsetta che ci sta bene, la morte sua. Vai. Guarda, ti metto la fetta. La salsetta, la Poi prendo salsetta. questa con... E guarda che faccio. Ci mischio pure il riso. Così. Due funghi, due funghi. Zio Gianni in questo momento starà dicendo ma tu mascolo sei? Così mi sta dicendo. Mi dai un cucchiaio per favore? Vabbè, non c'è bisogno. Dai. Funghi. Funghi. Quindi questa No, mettiti è... al centro per la telecamera, vieni qua. Sposto questo. Se fosse... Rifai questo gesto, io ti faccio il playback dello Mi è venuto zio Gianni. spontaneo, Rifai aspetta. questo gesto e faccio il playback dello zio Gianni. Ma Viario, mi sta piacendo di muovere, ma Viario, bella, E assaggerei anche il riso, scusa, perché no? Accompagnartelo col riso è anche una cosa carina. Arrivederci. Alla prossima, sempre più numerosi. Ciao, ciao. Bene. Coscia di maiale ai funghi sul riso, risotto rimasto, 1 chilo di coscia di maiale con cotenna, 500 g di funghi champignon, una cipolla, una costa di sedano, 2 foglie di alloro, un cucchiaino di miele, mix di spezie, rosmarino, salvia, timo, maggiorana, frittata di riso, 200 g di riso arborio, 500 g di latte, 100 g di bacon, 2 uova, 50 g di parmigiano, una noce di burro, sale e pepe, quanto basta.